Eccomi qui a Radio Cortina per il nostro consueto settimanale appuntamento con il Presidente del Veneto Luca Zaia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Che tempo fa? Livello? Bello, come in tutto il Veneto, quindi un invito a tutti quelli che vogliono visitare il Veneto di venire in Veneto e soprattutto magari anche nelle Dolomiti, visto e considerato che noi abbiamo Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, e siamo la provincia montana più bella del mondo. Sono d'accordo con lei. Allora, veniamo alle domande, tante oggi, e quindi Prego. Insomma, la gente chiede. Allora, cominciamo con questa. Forse un po' di presenza e ascolto anche in montagna, non solo in occasione di premi o qualche catastrofe. La nostra vita in montagna è più complicata e dispendiosa per mancanza di servizi e condizioni climatiche, eppure paghiamo come tutti e nessuno sconto, almeno qui carburanti anche per riscaldamento. Come zona di confine, dice, perché non pensarci? Il tema degli sconti dei carburanti è il minimo al quale pensare. Stiamo pensando all'autonomia, a molti altri temi importanti, per cui direi che tutto però non si può fare senza le risorse. Cioè, quando dicevamo anche mesi fa che non si fanno le notte con i fichi secchi, bisogna dire che noi siamo oggi nella condizione di dire che lasciamo 21 miliardi di tasse all'anno e queste tasse purtroppo a Roma vengono mal investite. Se tornasse indietro un solo miliardo delle tasse che abbiamo, potremmo dare autonomia a Belluno, far lavori di specificità, far molto che oggi non riusciamo a fare. Allora mi chiedono cosa ne pensa Luca Zaia del governo Renzi che ha appena abolito il corpo forestale dello Stato, ora che si occuperà delle foreste? Diciamo come stanno le cose. Allora, premesso che la fusione della forestale con i carabinieri è uno dei progetti ai quali abbiamo assistito, poi magari personalmente sono più convinto del fatto che tutte le forze magari potrebbero essere messe assieme o quantomeno ancora più coordinate in maniera stringente. Basti pensare che non abbiamo un numero unico per la pronta emergenza, abbiamo il 112, abbiamo il 113, abbiamo il 115, abbiamo il 117 e abbiamo anche il 118. Detto questo, comunque è da dire a onor del vero, pur non condividendo la partita, che la forestale non è che viene eliminata, viene assorbita e resta la forestale di prima come competenze. Allora, il soccorso alpino, quindi la conosce Fabio Bristot che mi scrive, chiedi se a fronte di una giornata come ieri, con 8 interventi e 13 persone tratte in salvo, si possa colmare il deficit che segue. CNSS Lombardia con 972 operatori, 3.600.000 annui, CNSA Veneto 734 operatori, 1.474.000 annui, risorse destinate a finanziare la complessiva attività di soccorso e elisoccorso, cioè proporzionalmente più 89%. Non vogliamo le stesse risorse perché secondo la nostra analisi sono eccessive, ma equilibrare il divario. Sì, premesso che Fabio Bristot e tutto il soccorso alpino fanno un lavoro eccezionale, io questo l'ho sempre detto. L'ho incontrato anche domenica 2 agosto alla commemorazione del primo anno di Refrontolo, quindi della tragedia del Molinetto. Però va detto che in proporzione, se guardassimo i dati come vanno guardati, lo guardiamo in base alla popolazione, la Lombardia dà meno disponibilità di quelle che danno in proporzione. La Lombardia ha un numero di abitanti che è pauroso rispetto a quelli del Veneto. 2. Vorrei ricordare che il Veneto non ha una tassa che si chiama addizionale IRPEF, che vale 200 milioni di euro che in Lombardia si applica. 3. Che il Veneto non applica i ticket regionali che in Lombardia si applicano. 4. Che in Veneto non si applica l'accisa sulla benzina che in altre regioni, penso anche in Lombardia, comunque in quota a parte, si applichi. 5. È tutto un bilancio diverso, cioè noi possiamo anche triplicare la cifra, ma se per triplicare dobbiamo mettere tasse, basta che ci capiamo. Senta, poi mi chiedono cosa ne pensa, allora Luca Zaia dice tanti pensionati, scusi ma faccio fatica a leggere, tanti pensionati che vanno nei cassonetti in cerca di cibo, è venuta fuori anche una polemica, tra l'altro uno è andato a raccogliere delle cicche e è stato denunciato per furto, non so, succede anche questo. Guardi, è la tragedia che stiamo vivendo, evidentemente
il dibattito che io ho fatto con i vescovi doveva essere arricchito di questo aspetto. Perché si fanno le lettere richiamando la carità cristiana per gli immigrati sapendo che 2 su 3 non sono profughi e quindi non stiamo assolutamente aiutando persone che scappano dalla fame e dalla morte sicura, prova ne sia che arrivano col telefonino, con l'iPhone, e hanno trovato un bel metodo, consideriamo i parametri africani, un bel metodo per arrivare in Italia senza tanti casini, senza documenti, con dei barconi di fortuna, però dobbiamo entrare anche nella mentalità africana. Addirittura c'è chi documenta tutto il suo viaggio caricando le foto su Instagram, perché poi questo è il prototipo di profugo che qualcuno vorrebbe darci. Premesso che io sono per aiutare i profughi veri, premesso che penso che per aiutarli bisogna identificarli lì in Africa e nei campi di prima accoglienza e poi creare dei corridoi umanitari e portarli in Europa, tutto ciò premesso, però mi chiedo, ma perché non si chiede anche la carità cristiana nei confronti di tutti questi pensionati, cittadini che non riescono più a arrivare a fine mese o che non hanno di che mangiare? Cioè, anche questi sono dei cristiani, no? Certo che sì. Devo dire comunque che effettivamente questa storia di questo clochard che è andato a prendersi le cicche e poi denunciato. Ma è scandaloso. Sì, veramente vergognoso. No, non è scandaloso il clochard, è scandaloso chi l'ha denunciato, se è vera sta storia. Sì, no, è vera perché c'era sui giornali. Insomma, nessuno. Tutto quello che c'è sui giornali non è vero. No, dobbiamo dire ai cittadini che quando leggono notizie pensino sempre che molto spesso sono. Guarda, faccio l'esempio. Io ho portato l'esempio del fatto che molte regioni hanno applicato i 5 centesimi per litro di gasolio, che è l'accisa, e per dar vita al fondo catastrofale. Una di queste ultime regioni è la Toscana. Cioè si dice, questi 40-50 milioni di euro all'anno che si raccolgono si dedicano tutte alle tragedie date dalla natura, magari creando anche un'assicurazione. Ho anche detto, applicarla però secondo me sarebbe una sconfitta, no? Cioè, è giusto che il governo ci dia i soldi visto che stiamo demandiamo le tasse. Poi da una settimana che si scrive Zaia vuole applicare nuove tasse. Bisogna essere cialtroni a dire queste robe qui, no? C'è anche oggi qualcosa. Allora potrebbe valutare o suggerire una soluzione per il problema delle code estive? Se viene a Cortina si accorgerà che è un po' dura. Guardi, io una soluzione ce l'avevo in passato, rispetto alle idee di tutti, mi sono preso assolutamente un sacco di insulti. Pronto? Sì, sono qua. Aver completato la Venezia-Monaco avrebbe aiutato molto a pensare che magari intanto Bellunese e la provincia di Belluno usciva da un isolamento storico, perché da Belluno a Monaco tramite il tracciato della Venezia-Monaco sono 213 chilometri, cioè vuol dire che una persona in un'ora e mezza va a Monaco, ma vuol dire anche che una persona della Baviera verrà a sciare nelle nostre Dolomiti o verrà in vacanza d'estate nelle nostre Dolomiti con un'ora e mezza di strada. Vuol dire che Trento ha finito la partita. Però non è che come si vede, delle due l'una, o si fanno le strade o non le si fanno. Si possono anche non fare le strade. Io ad esempio in questo mandato ho deciso di investire tanto a tutela del dissesto idrogeologico, però bisogna essere anche coscienti che non è che tutte le strade sono inutili. Ecco, si parla anche del potenziamento della ferrovia, dice cosa può fare la Regione di concreto per il prolungamento? Guarda, innanzitutto è la Regione che ha posto questa questione, che adesso non venga fuori che noi siamo a ruota, noi siamo a traino, perché ho proposto di fare la ferrovia delle Dolomiti, tanto è vero che stralciamo questo tratto di ferrovia dalla gara generale per fare una gara ad hoc, sperando di dar vita, come dicevamo la scorsa settimana, a una ferrovia ovviamente con l'interconnessione ferro-gomma, bicicletta, definiamola così, in maniera tale che diventi proprio il treno delle Dolomiti. Quanto al prolungamento verso nord, io non sono abituato a parlare di robe che non conosco, non so neanche se sia fattibile, però stiamo affrontando anche questo tema, considerate che al momento io non sono in grado di dirvi nulla rispetto al prolungamento. Poi si parla anche di autentica
l'eutanasia da ormai 20 anni nella zona del Cadore, perché dice che non ci sono incentivi, guardando anche, passando con l'automobile a destra e a sinistra, insomma da Pieve di Cadore a Borca è un disastro, parlo proprio dell'ambiente. In particolare a cosa si riferisce? Sfaccello e degrado, deprimente e poco invitante, e quindi chiede incentivi ai locali perché si dia un lifting alle case, come dire un amante bianco, insomma. No, ho capito. Innanzitutto la provincia di Belluno soffre di uno spopolamento cronico che non è degli ultimi 10 anni, è degli ultimi 50 anni. Sono 1000 persone all'anno che se ne vanno dalla provincia di Belluno. Primo problema, se ne vanno perché c'è un'attrattività rispetto ad altri territori che magari hanno più servizi, che non hanno il disagio della montanità, se tale si può definire. Però è altrettanto vero che quelle case spesso sulle strade che sono direttamente davanti al tubo di scappamento della macchina che ci passa, molto probabilmente non hanno solo bisogno di una mano di bianco, molto probabilmente vivono del problema della riqualificazione che hanno molti centri urbani dove vengono abbandonate le case che storicamente sono state fatte in strada, che magari non hanno nessun valore e che purtroppo sono magari oggi anche così un simbolo di degrado o di tristezza passandoci. Però non è che risolviamo il problema dandoci una tinteggiatura, no. Il problema è un problema diverso, il problema è che allora si costruiva così, o meglio allora quelle case erano su delle stradine che dove ci passavano il carretto del cavallo, oggi ci passano i turisti che vanno a Cortina. Allora, c'è da Padova, così Zaia blocca opere per 8 miliardi, leggo dal Corriere delle Alpi. Zorzato, area popolare, contro il progetto di legge che dispone una verifica su 12 procedimenti di finanza di progetto. Boiate, sì. Cioè, queste sono tutte boiate, nel senso che in campagna elettorale io, Moretti, Berti, insomma i principali candidati abbiamo sempre detto chi vince comunque aveva un impegno davanti ai cittadini di rivedere tutti i project financing. Cosa vuol dire? Vuol dire che si valutano progetti di finanza magari vecchi che ancora non sono partiti e per mettersi il bollino per dire si va avanti oppure no. È stato coinvolto il Consiglio appunto e basta, cioè non c'è nessuna tragedia, nessun blocco di opere 8 miliardi. Cioè, dopo giustamente chi fa l'opposizione la fa a pancia a terra. Voglio ricordare che Zorzato fino a un mese fa era vicepresidente della regione. Ecco, va bene. Mi sembra che l'ultima riguardi, la sto cercando, aspetti, porti pazienza, ma sono così tante che ho dovuto anche un attimo sistemarle, tutt'al più le possiamo rimandare perché sono problemi comunque attuali, quindi non è che si risolvano da oggi al domani. Senta, invece, ho visto che continua a chiedere la presenza dell'esercito, no? Sulla questione profughi. Ho visto da Eraclea quella scena, tra l'altro riportata sui social, dove si vedono questi profughi che gettano il cibo in strada. È una schifezza, bisogna cacciarli, mandarli via, ma non esiste che uno viene ospitato e butta il cibo per terra, ma non esiste. Se tu scappi dalla fame, lecchi anche il piatto. Io lo dice uno che in casa ha una mamma che fino a 20 anni non sapeva che cos'era la carne, cioè poveri, super poveri, in 17 bimbi in famiglia, per cui immaginate famiglia di contadini, quindi anche veramente hanno patito la fame. E chi ha patito la fame, a chi ha patito la fame gli restano i segni di quella mancanza di cibo per tutta la vita, cioè diventano ossessivi nel finire tutto quello che è sul piatto e nel mangiare comunque, no? Sì. A volte anche la roba scaduta, come dico io, no? Cioè perché allora se uno butta per terra il cibo e ha patito la fame sono due robe che non ci stanno, se lo butta per terra vuol dire che questo qua non ha mai patito la fame. Cosa ricorda il presidente di Refrontolo? Io l'ho vissuta tutta quella tragedia, mi ricordo, sì. I 4 morti, le famiglie disperate, la devastazione anche purtroppo puntiforme e limitata, perché lì c'è stata un'esondazione che è durata poco, ha interessato un tratto di torrente limitatissimo e pensate solo che a 1 chilometro da quella tragedia c'era chi pranzava fuori all'aperto, io stesso perché stavo a un matrimonio ed eravamo all'aperto, non avevamo neanche visto una goccia d'acqua, un filo di vento, per cui è stata veramente una roba. Lierza del resto, quel torrente non è la prima volta che esonda in maniera
importante, sono tutti i segni anche a Mulinetto dei livelli che ha raggiunto. Questa volta ha raggiunto il livello più alto, però trovarsi con 2-3 metri d'acqua che per alcuni minuti è già accaduto anche in passato. Casualità e sfortuna ha voluto che lì ci fosse una festa, che lì ci fossero queste persone che abbiano purtroppo ritardato ad uscire, da dove le immagini di loro che si mettevano sopra le panche in piedi per evitare l'acqua che scorreva nel capanoncino, le abbiamo viste tutti, tanto è vero che quelli che si sono salvati sono quelli che sono usciti per primi del capannone. Senta, vedo che c'è parecchia gente che si muove per aiutare invece la gente della Riviera del Brenta. C'è molta solidarietà, mi sembra. Guardi, tantissima solidarietà, quella che manca da Roma. Abbiamo avuto un morto, 92 feriti, 500 abitazioni devastate, delle quali almeno 100 da demolire, più di 300 auto da demolire, una fascia larga 500 metri, lunga 10 km, dove la devastazione è tipica del terremoto. Sì. Abbiamo visto collegamenti a tutte le ore a Firenze. E noi siamo stati trattati come una piccola tromba d'aria. Saremo lì a vigilare a vedere se danno soldi a Firenze e non li danno a noi. A noi mancano ancora all'appello 92 milioni di euro sui 100 milioni di danni. Comunque insomma non si può vivere solo di solidarietà. Ma no, ma è impossibile, 100 milioni è una cifra grossa e i nostri cittadini, proprio perché sono pagatori di tasse, hanno diritto ad essere indennizzati. Ho trovato l'ultima domanda, Presidente. Come si pone la Regione Veneto nei confronti della nuova EUSALP? Uno stimolo a rivalutare il bellunese o un modo per scaricare a qualcun altro le problematiche di un territorio in crisi? Guardi, direi che già la domanda è tendenziosa, ma io dico, ma perché l'approccio deve essere sempre questo? Allora, diciamo a chi ci ascolta, EUSALP è un progetto transfrontaliero che coinvolge tutte le regioni alpine, eccetera. Vabbè, piace o non piace, c'è anche il progetto sostenuto dall'Europa. Perché sempre dire è un sistema per scaricare gli altri problemi? Cioè non è che noi siamo un branco di cialtroni che siamo lì a non fare un cazzo tutto il giorno, scusi l'espressione. Prego. I cittadini devono anche cambiare il loro atteggiamento, perché se c'è uno che è ladro, è un ladro, è un politico ladro. Ci siamo fin qua, no? Sì. È giusto criticarlo, ma non puoi dire che tutti i politici sono ladri, perché allora vuol dire che nel cervello è sabbia, no? Ecco, va bene. E come si fa una domanda come questa, non puoi partire dal presupposto che comunque tutti quelli che sono in amministrazione sono dei cialtroni. E quindi dico, questo signore che deve vergognarsi a porre così la domanda. Va bene, l'abbiamo fatta arrabbiare? No. Ma guardi, uno che fa seriamente il suo lavoro non può accettare di stare sempre zitto. E quando questo signore dice sostanzialmente, c'è un bel progetto, è un bel progetto oppure ci state prendendo per il culo, scusi l'espressione. Ma le sembra una domanda questa? Va bene, allora noi torniamo martedì, noi le auguriamo buon lavoro. Grazie. Ecco, a martedì prossimo, grazie Presidente. Buon lavoro. Grazie anche a lei, grazie. Andiamo alla bussola, il nostro quotidiano di informazione turistica.